Chiamo a raccolta i nostri ascoltatori. Dove siete? Dove siete? Non vi vedo, non vi... Ah, ci siete anche quest'oggi, lo so, sono le 7:32. Oh, buongiorno da Sammy Varina, buongiorno da Francesco in regia, buongiorno anche da Sicurbet. Oh, diamo il benvenuto al nostro nuovo sponsor, nuovo si fa per dire perché è un vecchissimo amico di Radio Libertà, di Radio RPL, ancora prima di Radio Padania Libera. Un antifurto a casa, direi che è il caso di sistemarci, perché la paura è tanta e tale che cerchiamo di rovinargli la festa a questi ladri, sperando che non ci chiedano un indennizzo perché non riescono a entrare in casa nostra. Buongiorno, certo, buongiorno a chi ci sta ascoltando già dall'auto in coda verso le grandi città. C'è qualcuno che ogni tanto scappa dalle grandi città, la fortuna di avere un lavoro fuori zona e saluti tutti quelli che sono in coda verso Milano e tu te ne vai verso Varese. Buongiorno a chi non si sposta assolutamente di casa e ci ascolta sul canale 252 del televisore o sui social, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Buon mattino ai celoduristi della Lega, ma buongiorno anche a chi ci segue dal nostro sito internet radiolibertà.net, sul quale potete anche sbirciare le ultime notizie, ma soprattutto i commenti alle notizie del giorno, commenti che non trovate facilmente sulle solite testate. Buon mattino naturalmente a chi ha scaricato la nostra app, lo so, e chi non l'ha ancora scaricata ci sono problemi queste settimane a trovarla su Google. Chi l'avesse già sul proprio cellulare, sul proprio tablet, ricordatevi, basta schiacciare sull'icona e in qualunque momento, ovunque voi siate, anche in metropolitana, vi parte l'audio e anche il video di Radio Libertà. Il video che non serve tanto per vedere il faccione di Sammy Varinone, ma serve più per vedere le prime pagine dei quotidiani che tra poco vi presento. Il tempo di andare sulle agenzie della notte, l'ANSA, che ansia, attacco con droni su Mosca, stop ai voli in 2 aeroporti. Le forze armate russe hanno comunicato che 7 velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra il quartiere urbano di Rameyskoye. Si tratta dell'attacco più significativo dall'inizio dell'offensiva russa. I detriti di un drone hanno provocato un morto. Questa è l'apertura del sito dell'ANSA. Vediamo quello di Repubblica. Similmente massiccio attacco di droni a Mosca, aeroporti chiusi. Secondo i media, l'inviato di Trump Witkoff sarà giovedì da Putin. Infine il Corriere, attacco di droni a Mosca, 2 aeroporti chiusi. L'inviato di Trump giovedì da Putin. Gli USA, Kiev dovrà cedere dei territori. E questa è la frasettina che ritorna in molti articoli e che chiaramente pensavamo tutti che prima o poi dovesse essere pronunciata. Tuffiamoci subito sui quotidiani e facciamo un giro veloce dei titoli, perché in primo piano c'è la situazione, l'avrete capito, delle borse, le dichiarazioni di Trump prima o poi dovevano avere anche un risultato, e allora partiamo dal Sole 24 Ore. Trump: non escludo una recessione, il Nasdaq crolla e brucia 1.000 miliardi. Il Corriere: l'effetto Trump colpisce le borse. Repubblica: Trump spaventa le borse. La Stampa invece apre con difesa: 200 miliardi dai privati. Il Resto del Carlino: Kiev pronta alla tregua, gli USA aprono. Il Fatto Quotidiano: Eurobomb, Conte contro Ursula è lì tra due fuochi. Il Messaggero: ombre USA, giù Wall Street. La Verità: l'Unione Europea ama talmente la democrazia da difenderla pure dagli elettori. Scopriremo cosa è successo. Il Giornale:
rivoluzione sui migranti, l'Europa sta con l'Italia. Chiaramente tocchiamo tutti i ferri e tutto il resto possibile e immaginabile, perché ci siamo già passati da questa cosa qualche decina di volte. Libero, allarme pernacchie. Il PD va in piazza col terrore dei fischi. Il Tempo, compagni quanto ve brucia. Il Domani, i conflitti di interessi di Pisani, un vitalizio anche per sua moglie. Il Manifesto, USA-Ucraina, rematch oggi a Jeddah. L'Unità, Ellis Line sfida tutti e finalmente dà un volto al PD, lavorista, pacifista, per l'accoglienza. Interessante un riquadro con tutti gli immigrati che dormono per terra, non sono clandestini. Fammelo vedere un po' più da vicino. Le bugie della destra sul caso Diciotti non sono clandestini. Scusami, ma non resisto, lo devo leggere, perdonami. E qui esce il leghista che c'è in me, è leghista celodurista razzista, chiaramente, ma in senso buono. E vi leggo al volo cosa scrive Salvatore Curreri in prima pagina sull'Unità di oggi, martedì 11 marzo 2025. Salvini e Meloni continuano a tuonare contro i famigerati clandestini, dicendosi adirati alla prospettiva di doverli risarcire tutti, come è accaduto nel caso della recente ordinanza della Cassazione sui sequestri del 2018 a bordo della nave Diciotti. I migranti che arrivano sulle nostre coste non sono clandestini, come ha pur scritto la Presidente del Consiglio. Clandestino, infatti, è colui che si trattiene illegalmente nel nostro territorio non avendone titolo, perché ad esempio espulso, non chi invece vi fa ingresso chiedendo diritto di asilo. Lo dovrebbero ben sapere, in particolare gli esponenti della Lega per Salvini, condannati dalla Cassazione per avere definito in un manifesto clandestini i migranti che avevano presentato domanda di asilo. Un dettaglio linguistico? No, una precisa scelta di chi vuole instillare l'idea che lo straniero che si presenta alla frontiera sia già di per sé un delinquente. Una delle tante grossolane bugie raccontate dall'esecutivo a proposito della Diciotti. Compito della giustizia non è avvicinare i cittadini alle istituzioni, ma fare rispettare la legge. Così oggi Salvatore Curreri sull'Unità ci ha rovinato completamente la colazione. Proprio, guarda, quelle robe che uno dice, vabbè. Quindi non ce n'è manco uno di clandestino. Chiunque si presenti alla frontiera, che non è che si presentano questi, entrano tranquillamente. Ah, non sono clandestini, e soprattutto gli devi dare subito dei soldi, perché se non gli procuri un lavoro, chiaramente vogliono soldi. Mi fate un po' di coraggio, vi prego, è una fatica oggi, veramente. Dopo aver letto l'Unità è una fatica fare la rassegna stampa. Inviatemi un WhatsApp di coraggio al 340 6709 659. Fate coraggio a Sammy Varin. Guarda, non ritrovo più neanche il bottone giusto. Il Riformista, X Factor, Tesla affonda in borsa. X subisce un cyberattacco e va in down. L'Italia frena su Starlink. Eutelsat al posto dei satelliti di Musk? Chiede il Riformista. Il Gazzettino, scattano i dazi, crolla la borsa. Scattano i dazi, crolla la borsa. Il Mattino, l'America spaventa i mercati. Avvenire, è l'ora di investire sul cantiere Europa. Il secondo 19, Ucraina, 20 di tregua. Il Dubbio, ora separare le carriere, senza guerra alle toghe, Nordio spegne l'incendio. L'Identità, la via della pace porta a Jeddah.
Il secolo d'Italia, Conte spiazza il PD, il leader 5 Stelle è pronto a rovinare la passerella sull'Europa a Elli. Lego invece apre con RC Auto, stangata sui neopatentati, aumento del 12,6% rispetto al 2021, l'incremento sotto la media europea. La notizia: volano l'export italiano e l'import UE di armi, ma von der Leyen, Macron, Meloni e compagni non ne hanno mai abbastanza. L'altra voce: Trump bocciato dai mercati. Sto cercando altri, non mi arrendo. Sono finiti? Sono finiti, devo andare in quelli regionali. Basta, no, mi devo riprendere da quello che mi ha scritto l'Unità quest'oggi. Ma non c'era il manifesto, com'è che... Dove è finito il manifesto? Scusami, perché c'ho sempre l'ascoltatore comunista che poi eccolo qua, perdonatemi, sì, c'era il titolo in taglio alto, USA-Ucraina, rematch oggi a Jeddah, ma in centro pagina, me lo sono saltato impunemente, la deriva del continente. Un'Europa allo sbando si ricompatta nel varare nuove regole contro i migranti. La Commissione propone un ordine di rimpatrio europeo e per chi sgarra il divieto d'ingresso per 10 anni, senza escludere l'ipotesi di hub nei paesi terzi. E ringraziamo gli amici del manifesto La deriva del continente, che ci riporta un attimino con i piedi a terra, nonostante quello che scriva l'Unità, e quindi che non sono clandestini, tutti quelli che entrano in Italia non sono clandestini. Va bene, 340 6709 659. Mi appello a voi, cari ascoltatori comunisti, fascisti, che votate, che non votate, cosa ne pensate? Inviatemi un messaggio, fatelo adesso, 340 67 09 659. Sammy Varin ha bisogno di essere incoraggiato, se no non comincio a leggere i giornaloni. Eccolo lì, subito stanno arrivando. Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy, ma l'Unità è quel giornalino che ha ricevuto 119 milioni di euro statali e per salvarlo o è un omonimo? Distinti saluti, Corrado. Grazie Corrado per fare coraggio a Sammy Varin. Per cortesia, notizie anche di cosa sta succedendo in Siria. Cerco, sto cercando, vado a cercare assolutamente. E allora fatemi aprire agenzie su agenzie, dormono tutti. E cosa devo fare? Dormono tutti quest'oggi, è un dormiveglia, veramente, come dice, ma com'è possibile che siano tutti dormienti a quest'ora del mattino? È possibilissimo, probabilmente gli amici dei vari desk non hanno ancora risvegliato la loro voglia di informare e le prime pagine delle agenzie online sono ferme a quelle della notte, ma noi non ci perdiamo assolutamente d'animo e ci tuffiamo alla ricerca di notizie, partendo certamente e comunque dalle pagine principali dei quotidiani oggi in edicola. Dicevamo, a proposito, Avvenire, titolo strano: è l'ora di investire sul cantiere Europa, con l'introduzione al Consiglio permanente della CEI, dove il primo pensiero è stato per il Papa, e Zuppi che dice: è qui la speranza di un futuro umano, la logica delle armi non deve prevalere. In centropagina, giù la vela gialla, colpo al degrado. Siamo a Scampia, naturalmente le ruspe hanno cominciato ad abbattere l'edificio simbolo di Fortino della droga. Poi naturalmente le condizioni di Papa Francesco che migliora, è stata sciolta la prognosi, ma la cura prosegue, cioè sciolta la prognosi, ma di lì ancora non esce, d'altronde per qualcuno è morto, è anche sepolto probabilmente. Il Corriere della Sera, oltre alla titolazione "L'effetto Trump colpisce le borse",
Il Papa sta meglio, sciolta la prognosi, ma ecco qui, festa finita a Damasco. Le vittime di Assad sono i nuovi carnefici, scrive Andrea Nicastro. 3 mesi, dall'8 dicembre al 10 marzo, tanto è durata la festa post-dittatura in Siria. L'idea gioiosa che le cose cambiano, che il governo può essere di tutti, è un siriano dei diritti davanti al potere. I 3 mesi sono passati e la festa è finita nel sangue della minoranza alawita, quelli che erano cittadini di serie A solo per appartenere alla setta del dittatore, adesso sono carne da macello. Questa la prima pagina sul Corriere della Sera, che parla anche dell'omicidio Valbrembo, ucciso per 50 euro, la rapina, 2 fermati. Ucciso per rapina, la svolta nelle indagini sulla morte di Luciano Muttoni, fermati 2 giovani di 25 e 24 anni, hanno confessato di aver colpito il 57enne di Valbrembo per prendergli l'auto e il portafoglio, ucciso per 50 euro. Vedremo tra poco cosa succede sul fronte immigrazione. Chiaramente oggi stiamo tutti tamburellando sul tavolo, in attesa che l'Unione Europea ci faccia sapere questo nuovo piano per il rimpatrio dei clandestini. No, non sono clandestini. E che poi se ci stillate ste robe, risvegliate tutti gli avvocati d'ufficio, ragazzi miei. Sono le 7:48 e lasciateli dormire ancora un po'. Salutiamo gli avvocati d'ufficio dei clandestini che stanno ascoltando Sammy Varin e Radio Libertà e stanno proprio facendo la punta e il coltello per fare del male ancora una volta a questa povera Italia e riempirla di persone che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Intanto, a pagina 9 del Corriere, e tanto per non stare sui soliti argomenti, ragazzi, e lo sapete che se scegliete la rassegna stampa di Sammy Varin, io non sono qua per leggere le solite cose, ok? Le solite cose le sentite su Radio Popolare, su Radio 24, su Mamma Rai 1, 2, 3, eccetera, eccetera, per non dirvi naturalmente su Mediaset, eccetera. Ora anche la Germania apre all'ombrello nucleare europeo. Vu compra ombrello? Vu compra ombrello, ja, ombrello. 9, pagina 9 del quotidiano Il Corriere. Da Varsavia a Kiev si pensa alla deterrenza. Macron vuole mantenere il controllo. Robe allegre che ci fanno svegliare di buon umore. La condivisione delle armi nucleari è un argomento di cui dobbiamo iniziare a parlare. E con queste parole rivolte a Francia e Gran Bretagna, che il cancelliere tedesco in pectore in un'intervista domenicale apre alla creazione di un ombrello nucleare europeo. Merz è molto cauto, precisa che ritiene il progetto europeo complementare alle armi americane. Dobbiamo sempre parlare con i due paesi, ovviamente mantenere il sostegno allo scudo nucleare americano. Tuttavia riconosce anche che la mutata situazione globale della sicurezza spinge gli europei a discuterne. Paginone chiaramente sul Corriere per chi fosse interessato. Giro pagina e arriviamo a Starlink. Che facciamo con Starlink? Cioè, adesso ci facciamo il nostro satellite, come lo chiamiamo il satellite italiano? Dai, un nome un po', dai, fatevi venire qualche idea. Starlink, tensione nel centrodestra, il pressing di Salvini, ma Forza Italia frena. Siamo sempre sul Corriere a pagina 10. Il vice premier, stimolante un faccia a faccia Musk-Mattarella. Gli azzurri, non si scelga per amicizia. Le differenze nella maggioranza sulla linea da tenere sia sul piano europeo nel progetto di rafforzamento della difesa sia nel rapporto con Donald Trump sono ormai più che evidenti e ora vedono contrapposte Forza Italia e Lega anche sui rapporti da tenere con Elon Musk, in particolare sull'adozione del sistema di sicurezza Starlink di proprietà del tycoon e consigliere del presidente USA. Con l'opposizione sulle barricate già da 2 giorni, dopo che l'imprenditore ha detto che se spegnesse Starlink l'Ucraina crollerebbe in pochi giorni e aggiungendo che gli USA dovrebbero uscire dalla NATO,
e scontro sulla possibilità di affidarsi alla Società Americana per la Cybersicurezza Nazionale, e lo è appunto anche nel centrodestra, con la Lega scatenata a suo favore, Forza Italia in decisa frenata e Fratelli d'Italia che rimane in attesa con estrema cautela e un certo fastidio per le uscite leghiste. Qua mi fermo, ma ping, salto di spalla, siamo sempre sul Corriere, lo avremo ospite questa mattina alle 9:40, Claudio Borghi Aquilini. Il deputato leghista Borghi: dico sì a quei satelliti, così trattiamo sui dazi USA. Potremmo anche metterla così: noi compriamo non una ma 2 volte i servizi di Starlink, però discutiamo con gli USA anche dei dazi. Claudio Borghi, deputato leghista, è tra i più convinti sostenitori di Trump e di Musk. Non la preoccupa un'infrastruttura strategica in mano estera? Vedere agitazione in gente che ha messo in mano a paesi stranieri banche e moneta, quello sì mi sembra stravagante, dice Borghi. Ricorda i 2 mesi di banche chiuse in Grecia? Ricorda che il premier Berlusconi è stato fatto fuori a colpi di spread con un'operazione filo guidata da soggetti non nazionali? Ma questo non è il governo della sovranità nazionale, chiede il Corriere a Claudio Borghi Aquilini, e lui risponde: non è che in questo momento i nostri aerei o le nostre navi non funzionino, per carità, i satelliti sono un assetto strategico, ma addizionale a quello che abbiamo, e stiamo parlando degli USA, da sempre nostri alleati, destinati, io credo, a rimanerlo. La frase di Elon Musk sulla dipendenza dell'Ucraina da Starlink non l'ha preoccupata? Risponde Claudio Borghi: ma no, è la narrazione del cattivo che si fa dalle nostre parti. Musk i satelliti all'Ucraina li ha dati spontaneamente e lui parlava di un dato di fatto: potrei staccarli, ma non l'ho fatto. C'è chi chiede garanzie anche a Trump, risponde Borghi. Le possiamo anche chiedere, ma per quale motivo dovremmo fidarci più della Francia che degli USA? Per gli F-35 non abbiamo chiesto particolari garanzie. L'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, continua a praticare una sorta di lobbismo che non è necessariamente di aiuto. Non pensa, risponde Claudio Borghi, lui è figlio di questi tempi. Dobbiamo abituarci a una comunicazione non convenzionale, che magari è più palese rispetto a certe ipocrisie del passato. Così oggi Claudio Borghi Aquilini, che avremo ospite sulle nostre frequenze alle 9:40, ci parla dei satelliti e che potrebbero servire per trattare, aspetta che scrivo, per trattare sui dazi USA. Usiamo i satelliti. Guarda che importante sta roba, che è poi quello che diciamo da settimane, se non da qualche mese su queste frequenze. Cioè, è come essere al mercato egiziano, bisogna trattare prima di comprare, far finta di andar via, farti rincorrere dal venditore, farti offrire un tè e poi ne parliamo. Siete d'accordo? 340 6709 659. C'è anche il retroscena oggi sul Corriere con lo stupore del Colle. Il capo dello Stato non fa incontri per stipulare contratti. C'era qualcuno che alludeva, chi lo sa, Musk andrà anche a fare il contrattino col nostro Presidente della Repubblica. No, ben altri hanno visitato il nostro Presidente della Repubblica, perché una visita del magnate è impossibile. Lo spiega Marzio Breda nella retroscena oggi sul Corriere. Ci rimango ancora per qualche istante. La scelta di Meloni di non farsi coinvolgere, qualcuno ha detto che Meloni è esoterica tra i nostri ascoltatori, vero? La scelta di Meloni di non farsi coinvolgere dal tifo dell'alleato, che siamo noi, piacere, dossier non prioritario, l'attesa per il 18 marzo quando la Premier parlerà in aula, e chiaramente, finalmente l'abbiamo in aula, dirà il PD. Un altro titolo che compare sul Corriere ma anche su altri quotidiani, sul Riarmo: Giorgetti e la proposta italiana di chiamare i privati.
Il MEF prevede investimenti per 200 miliardi, più spesa per la difesa, senza creare ulteriore debito pubblico. Ci ritorniamo, eh? Assolutamente sì. Me ne vado, non prima di aver ricordato il Salva Milano. Sala annuncia lo stop, leggi rispettate, non è una resa. Il sindaco in aula, dopo l'addio dell'assessore alla casa, il centrodestra chiede le sue dimissioni. E infine, fantoccio di Meloni a fuoco, condanna bipartisan, bufera sul tradizionale carnevale a Poggio Mirteto. Bonaccini del PD dice inaccettabile. Se lo dice Bonaccini, ragazzi, la Schlein non l'ho mica sentita, ma sicuramente dirà qualcosa anche lei. Il provocatorio carnevalone liberato di Poggio Mirteto dà di nuovo alle fiamme un fantoccio raffigurante la Presidente del Consiglio, come un anno fa. Oh, in provincia di Rieti sono cattivi, ragazzi miei, mai quanto quelli del Fatto Quotidiano. Come vi dicevo, in centropagina c'è Eurobomb, Conte contro Ursula, Elli tra i due fuochi, riarmo, oggi protesta 5 Stelle a Bruxelles, domani mozione in aula, Zuppi che dice Unione Europea no armi, quindi la CEI contro il riarmo, i 5 Stelle chiedono che si voti in Parlamento, il PD è diviso ma deve decidere o sì o no al documento bellicista. Questo è il centropagina del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Dove andiamo? Sul giornale o... mi state votando la verità. Va bene. 3406709 Allora facciamo la pausa e subito dopo i principali titoli del quotidiano La Verità, uno dei più richiesti su Radio Libertà, Verità. Avete capito? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Non so cosa avete fatto con questo sottofondo musicale, io mi sarei rigirato un attimino tra le coperte, un po' di qua, un po' di là, e cadi giù dal letto. Va bene tutto, signori. Questo è il maestro Roberto Cacciapaglia, è Crystal, è l'unico pezzo per piano solo dal nuovo album Tied to Be, un pezzo puro e semplice come il cristallo. Come lo siamo noi la mattina, siamo puri e semplici, incazzati neri, mamma mia, ragazzi miei, stiamo aspettando cosa decide l'Europa sul fronte rimpatri, ma non sono clandestini, ci mette subito l'alto là il quotidiano L'Unità e quel deficiente di Sammy Varin che l'ha pure letto, ma guarda, ci siamo rovinati la mattina, spero mi abbiate acceso solo a quest'ora, le 8:03, buongiorno, fammi leggere un po' di messaggi perché questa è una rassegna stampa con messaggi. Mi rincuorate, mi date coraggio a proseguire la lettura del quotidiano, è sempre pesante, ve l'assicuro. Scegliere i titoli e le notizie un po' diverse, l'enlavurash. Inviate il vostro messaggio al 34067 09 659. Anche voi, nuovi ascoltatori, coraggio, incoraggiatemi. Ma non si era fatta la commissione anti-odio in Parlamento per la senatrice a vita Segre? Mai visto un intervento contro la sinistra che brucia fantocci del governo, che ha lavorato tantissimo con le altre commissioni per Ustica, omicidio Rossi, eccetera, eccetera. Coraggio, Sammy, leggi sempre il peggio. Una situazione tragica che mi toglie la voglia di partecipare. Come vogliono, vedremo il futuro cosa fare. È vero, giusto, cambia mestiere se non ti piace leggere i giornali, ma questo è il mio fan, è quello che mi vuole così tanto bene che ogni mattina mi fa dei complimenti pazzeschi, grazie, ti amo, I love you. Ma Zuppi e Tajani hanno detto qualcosa per quello che succede in Siria? Silenzio. Sammy, magistrati e giornalisti di sinistra hanno ormai coniato un nuovo codice penale che prevede il cambiamento del significato delle parole a seconda della convenienza. Attenzione, poi ci arriviamo perché i giornali di sinistra oggi mettono il decalogo delle parole che da oggi sono vietate, non si possono dire certe parole. Ma che cacchio vogliono? Cioè, fino adesso non abbiamo potuto dire gay, lesbica, transessuale, frocio, culatuna, e adesso possiamo ricominciare a dirle ste parole ogni tanto? Te sei cattive. WhatsApp al 340 6709 659. Questa la devo leggere. Stanotte è entrato un ladro a casa mia, ha preso una valanga di mazzate da mia moglie che pensava che fossi io che rientravo tardi dal bar. Che spiritosi, ragazzi miei! Ci serve urgentemente un ombrello contro l'invasione clandestina che da anni col sostegno dei traditori di sinistra sta facendo la guerra in casa nostra. Chi entra in casa d'altri senza permessi e senza documenti è un invasore clandestino, uguale un nemico pericoloso. E diglielo a quelli dell'Unità, caro ascoltatore, veramente. Buongiorno Sammy, possiamo fare un appello a tutti i veri leghisti di boicottare tutti i prodotti della galassia Forza Italia, quindi Mediaset, il giornale, libri editi da Marina Berlusconi, che ci rimane poco dopo da leggere, perché a questi piddini travestiti l'unica cosa che interessa è il portafoglio. Caro Fabio da Vercelli, non posso che abbracciarti e piangere. Io lo chiamerei satellite Mona e poi a proseguire c'è Mona 1, Mona 2, eccetera. Bravo Mauro, quanti Mona sei in giro, veramente, complimenti. Ciao Sammy, mi piace che lo chiamano ombrello nucleare, termine ambiguo perché l'ombrello di solito protegge. In questo caso avere le armi nucleari direi che non ci protegge, ma non ci state troppo tranquilli. Non siamo per niente tranquilli. Io spero sempre siano quelle interlocuzioni, si parla, come vi dicevo, quando andate a fare la spesa al mercato bisogna contrattare, non ai nostri mercati, perché se ti viene male soltanto all'idea. Sto parlando
controllando mercati egiziani e in quelle zone. Ciao Sammy, su di morale, i discorsi della sinistra sono solo deliri di chi ha perso la bussola e non ha idee per risolvere i problemi. Damatra Tendur, meno male che c'è Massimo da Carcare e Savona, grazie. Buongiorno signor Sammy, detto Samuele di Quartoggiaro. Oh, a chi? Di Quartoggiaro a chi? Buongiorno radioascoltatori dallo Stefano del Brembo. Allora mi chiedo, come mai Gentiloni l'hanno messo in Europa, che c'ha la faccia da stare vicino a Papa Francesco? Per me è un chierichetto mancato. Gentiloni anche Prodi, e come diceva Silvio Berlusconi alla Rosy Bindi, signora Rosy Bindi, lei è più bella che intelligente, bella lì. Bei ricordi? No, assolutamente no. Grazie per avermi fatto coraggio, allora riprendo, dai, per questa volta riprendo i quotidiani e vado proprio per premiarvi sul quotidiano La Verità, che oggi apre con: l'Unione Europea ama talmente la democrazia da difenderla pure dagli elettori. Ci si arma con la scusa di tutelare valori che poi si calpestano. La von der Leyen scappa dal Parlamento, Merz convoca quello scaduto per far saltare i vincoli di bilancio e in Romania impediscono di candidarsi al politico non gradito. Anche questa cosa della Romania alle 9:40 gliela chiediamo a Claudio Borghi Aquilini, che ne dite? Per cosa manifestano i progressisti? Punto di domanda. Al grido di difendiamo la libertà e la democrazia in Europa, scrive Maurizio Belpietro, la sinistra tornerà in piazza sabato. Alla manifestazione parteciperà la solita compagnia di giro, esponenti di partito e della società civile, rappresentanti sindacali e movimenti pacifisti, ma oltre a raccogliere molte adesioni, ci saranno tutti i sindacati dell'area rossoverde, la Dunata Romana, partita da un'idea dell'editorialista di Repubblica Michele Serra, sta incontrando anche numerosi distinguo tra chi vuole un'Unione Europea accogliente e non si rassegna a una stretta contro i migranti, tra chi sostiene la sua indipendenza da Russia e Washington, e insomma ci sono i ma, i boh, i vedremo. Poi ci sono tutti, Il problema è che penso che sarà parzializzata questa piazza targata PD. Vediamo, lo scopriamo assolutamente, anche perché su alcuni quotidiani ci si fa giù un po' più pesante. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, e che ci interessa appunto a pagina 2. Monta la rabbia dei cittadini rumeni, Georgescu ricorre, si attende il responso. 7 arresti e 13 agenti feriti nelle proteste in favore del politico escluso dalle presidenziali. L'indignazione fa il giro del mondo. Un assalto alla democrazia. Così tanti cittadini europei hanno reagito sui social alla notizia che l'Ufficio elettorale nazionale di Bucarest ha respinto con 10 voti a favore e 4 contrari la candidatura di Calin Georgescu al nuovo appuntamento elettorale del 4 maggio per le presidenziali della Romania. Il candidato indipendente si era imposto al primo turno nel novembre scorso, raccogliendo il più alto numero dei voti, 23%, ma si era già visto contestare il risultato delle urne, annullato dalla Corte Costituzionale con la scusa di interferenze di Mosca. Pochi giorni fa la Corte europea per i diritti dell'uomo ha respinto il ricorso per l'annullamento delle elezioni di novembre. Georgescu, dunque votato dai rumeni ma non gradito a Bruxelles, non potrà mai più candidarsi legalmente alla presidenza. Elon Musk, commentando la notizia su X, aveva detto: è una follia. Centinaia di sostenitori del candidato ultranazionalista si sono scontrati con i gendarmi nel centro storico di Bucarest gridando libertà. 7 persone sono state arrestate, 13 agenti sono rimasti feriti. Questo in un paginone grande, è una delle poche testate a parlarne sul quotidiano La Verità. Intanto a pagina 15 l'anticipazione: oggi l'Europa lancia il piano per i rimpatri, la proposta della Commissione, previsti decreti d'espulsione comunitari
e trasferimenti in hub di stati terzi. Non c'è ancora la lista unica dei paesi sicuri, però vengono citate le eccezioni per territori e gruppi che farebbero ripartire il centro di Jader. Ci torniamo, perché purtroppo poi su Repubblica e sulla stampa arrivano le docce fredde. E vabbè, una bella doccia gelata a quest'ora ti risveglia. 2700 agenti aggrediti in un anno. Per il sindacato è come una guerra. Il convegno con i leghisti molteni e ostellari. L'appello, un fondo per i poliziotti feriti. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. L'articolo di Matteo Lorenzi che scrive: per alcuni in Italia il problema della sicurezza non è un'invenzione della destra per attrarre i consensi. Nei fatti, invece, sono le stesse forze dell'ordine a denunciare un deterioramento del clima sociale, come nel caso del convegno organizzato ieri a Firenze dalla Federazione Sindacale della Polizia, una delle principali organizzazioni sindacali che rappresentano il personale della Polizia di Stato. Un evento istituzionale dal titolo Criminalità diffusa e tutele per gli operatori di polizia, a cui hanno partecipato anche i due sottosegretari leghisti Nicola Molteni all'interno e Andrea Ostellari alla giustizia. Paginone anche qui riservato alle problematiche sul fronte della difesa e di quelli che però sono in strada ogni giorno per cercare di difenderci. Altre notizie non facili da trovare sui quotidiani, ve l'ho detto, se cercate le solite notizie vi conviene cambiare subito canale. Pagina 19 della Verità. Amato vuole cancellare i disabili dalla carta. Dopo aver picconato più volte la Costituzione con i suoi provvedimenti fiscali, l'ex premier, insieme all'Istituto Treccani, adesso se la prende con l'articolo 38, che riconosce diritti ai portatori di handicap, però utilizza la parola minorati. Evviva, scrive Giorgio Gandola, la Costituzione si può ritoccare a giornale, persino criticare senza rischiare vilipendio. È un articolo che mostra una certa vecchiaia, un'usura determinata dal tempo che passa, può anche essere riscritto dopo aver rimosso le parole rotte come le tegole di un tetto. È tempo di premierato? Ma va, è il momento dell'autonomia federativa? Non ancora. È la stagione del bilanciamento dei contrappesi tra potere legislativo, esecutivo e quello giudiziario iperinvasivo? Neanche per scherzo, i paracarri veri non si toccano. E invece il caso dell'articolo 38 che crea pruriti al sommo istituto Treccani perché contiene un termine oggettivamente fastidioso e discriminatorio se letto oggi: minorato. L'intento dei padri costituenti era inclusivo, assunto la recita che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale, ma quella voce non piace più, sancisce la regina delle enciclopedie, ed è bene che il Parlamento si affretti a cancellarla. È la sintesi della nuova appendice 11 alla voce disabilità curata dalla professoressa Vivaldi, associata di diritto costituzionale all'Università Sant'Anna di Pisa. E qua mi fermo, ragazzi miei, per farvi capire che c'è gente che ha molto tempo da perdere. Attenzione alla velocità, attivati nuovi Tutor 3.0 su 26 tratte delle autostrade italiane. Gli erano già prima, ma adesso questi sono ancora più tecnologici, sì, e ti misurano la velocità media anche con la pioggia, e lo sapete, con la pioggia bisogna andare più piano e se sgarrate ti beccano. Sulla Milano Varese non ce n'è neanche uno. Wow. Molliamo il quotidiano La Verità, certamente stanno arrivando una frotta di WhatsApp al 340 6709 659. Alle 8:30 ricomincio a leggere i vostri messaggini. Sono indeciso, sì, lo so, dovrei andare sul giornale, ma vado su Repubblica, sì, dai, vado su Repubblica. Trump spaventa le borse, Zelensky offre la tregua, gli Stati Uniti territori da cedere, il Papa migliora, sciolta la prognosi, ma io penetro pericolosamente all'interno di Repubblica e vado a pagina 9.
La proposta di Giorgetti, riarmo senza debito, piano da 200 miliardi. Il ministro per le modifiche allo schema von der Leyen, Dombrovskis, nel MES ci sono margini per nuovi prestiti, scrive Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cico. Al tavolo dei ministri europei delle finanze Giancarlo Giorgetti a presentare il piano antidebito preparato per rispondere al piano di riarmo votato all'unanimità dall'ultimo Consiglio dell'Unione Europea, ma insostenibile per i conti pubblici di Roma. Quanto al Justus Lipsius di Bruxelles, si apre la cena che segue la riunione dell'Eurogruppo. È il titolare del Tesoro italiano a spiegare perché l'architettura finanziaria della strategia deve cambiare. Il titolo della proposta è già indicativo: Iniziativa europea per la difesa, la sicurezza e l'innovazione industriale, un perimetro più ampio del Rearm EU di Ursula von der Leyen, ma è quando passa a illustrare il meccanismo che Giorgetti svela il cambio di passo auspicato: una garanzia pubblica da 16,7 miliardi per mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti privati in 3-5 anni, un effetto leva importante con un moltiplicatore pari a 12 volte. I calcoli li hanno fatti i tecnici del MEF, lo schema ricalca quello di InvestEU, il programma di rilancio degli investimenti che oggi coinvolge la BEI e CDP. Soprattutto è uno schema sostenibile perché poggia sul bilancio dell'Unione Europea e non sui conti nazionali, come prevede invece Rearm EU. In un documento del governo che Repubblica ha avuto modo di visionare, si sottolinea soprattutto come un nuovo debito, nazionale, europeo che sia, vada in ogni caso ripagato. Una considerazione, si legge, particolarmente rilevante per l'Italia, che è impegnata a ridurre il suo rosso. Il sistema delle garanzie è calibrato su 3 fasce: la prima è sostenuta dagli Stati membri per assorbire il rischio iniziale, mentre gli step successivi fanno riferimento al bilancio dell'Unione Europea e a una tranche senior che fornirebbe il massimo della fiducia al mercato. La proposta di Giorgetti finirà anche sul tavolo dell'Ecofin, in programma quest'oggi, così scrive il quotidiano Repubblica. Poi siete pronti con la doccia fredda? Vado, aprite l'acqua. Pagina 11, modello Albania, Bruxelles apre, i socialisti si sfilano dicendo no agli hub. La Commissione presenta oggi a Strasburgo il nuovo regolamento per i rimpatri dei migranti. Tra le novità, l'introduzione dell'ordine europeo di espulsione e del divieto di ingresso. Giovanna Vitale scrive: un unico regolamento europeo sui rimpatri che aiuti a rendere più uniformi le decisioni dei singoli stati nella gestione dei flussi migratori e dà via libera alla creazione di hub nei paesi terzi con cui esistono accordi specifici. È una delle novità contenute nella nuova disciplina che la Commissione von der Leyen dovrebbe adottare oggi per rendere più veloce ed efficiente l'espulsione degli irregolari nel vecchio continente. Sebbene non si faccia esplicito riferimento al protocollo d'intesa Italia-Albania, il modello proposto è proprio quello: 52 articoli che introducono tra l'altro un ordine di rimpatrio europeo che accompagni i provvedimenti nazionali così da essere eseguibile in tutta l'Unione Europea, e il divieto d'ingresso per chi non collabora. Naturalmente è tutto da vedere quest'oggi quando uscirà effettivamente il testo, ma io scendo un po' più in basso per la doccia fredda di Alessandra Zeniti. L'assist di von der Leyen non basta, i 2 centri chiusi fino all'estate. Il governo attende la sentenza della Corte di Giustizia e la lista degli stati classificabili come sicuri. State anche voi attendendo questa cosa, lo so. La visione italiana, come la definisce Matteo Piantedosi, è al suo primo traguardo e l'esperimento fin qui fallimentare dell'Albania riceve il suggello dell'Europa e si candida a diventare modus operandi condiviso per utilizzare i paesi terzi come hub
e velocizzare i rimpatri. C'è grande sintonia, soprattutto in relazione al potenziamento dei partenariati con gli stati terzi di origine e transito dei flussi e alla ricerca di soluzioni innovative, quali la creazione di hub europei nei quali far confluire i migranti regolari presenti nel territorio europeo, dice da Varsavia il ministro dell'Interno. Ma nonostante la decisa accelerazione europea, i centri albanesi rischiano di rimanere chiusi almeno fino a maggio inoltrato, nell'attesa, da una parte, della pronuncia della Corte di Giustizia europea sui criteri di definizione di paesi sicuri. Io l'aspettavo per febbraio, ma voi avete capito male anche voi. Dall'altra, dalla presumibile rielezione del presidente albanese Edi Rama, che in campagna elettorale non intende ridiscutere il protocollo come sarebbe necessario in caso di cambio di destinazione d'uso dei centri in CPR. Per questo, di fatto, il governo preferisce giocare su due tavoli, senza precludersi nessuna delle soluzioni che potrebbero far partire definitivamente i centri quasi un anno dalla loro inaugurazione, perché in caso di sentenza favorevole della Corte di Giustizia europea, di cui a Palazzo Chigi al Viminale sono abbastanza sicuri, l'Italia sarebbe sostanzialmente autorizzata a riempire il centro di Jadè con migranti appena soccorsi nel Mediterraneo, richiedenti asilo provenienti da paesi a questo punto giudicati sicuri, in cui poter essere rimandati nel giro di un mese a conclusione delle procedure accelerate di frontiera. L'antipasto di quel patto asilo e immigrazione di cui l'Italia chiede l'anticipata entrata in vigore entro il 2025, sottolineando il presumibile effetto deterrenza sulle partenze. E questa, per il governo, sarebbe decisamente la strada maestra. Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, infatti, andrà a incidere su tutt'altra categoria di migranti, non quelli in arrivo da paesi sicuri, ma quelli già presenti su territorio italiano ed europeo, a cui è già stato negato il permesso di soggiorno. Il nuovo regolamento rimpatri poi dovrà essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. No! È bene che vada, passeranno mesi. Prima arriverà di certo la sentenza della Corte di Giustizia europea, che sarà preceduta da un altro passaggio che interessa molto da vicino Palazzo Chigi, ed è la redazione di una lista europea di paesi sicuri con relativi criteri, uguale per tutti e dunque non più valutabile diversamente dai giudici dei singoli paesi. Ale, non sarà pronta oggi insieme al regolamento rimpatri, ma l'obiettivo di von der Leyen e Brunner è approvarla prima della decisione della Corte di Giustizia europea, un'altra tessera del mosaico a sostegno di una sentenza favorevole all'Italia, e questo sì che cambierebbe le cose. Scrive oggi il quotidiano Repubblica. Noi siamo assolutamente ottimisti. Voi 340 67 09 659, il vostro commento alle notizie che sto leggendo. Ultimo giro di Repubblica, pagina 23, le confessioni di Gallo, 3 verbali prima di morire. Il super poliziotto alla guida dell'agenzia Equalize, interrogato più volte mentre era agli arresti, le sue verità su dossier e servizi, ha collaborato ma anche accusato altre persone. Carmine Gallo voleva parlare, scrive Ilaria Carra e Rosario Di Raimondo. Si era fatto interrogare almeno 3 volte e da poco aveva chiesto un altro colloquio al PM. Stava rilasciando dichiarazioni, conferma con prudenza chi lo accusa, ha raccontato tutto, rilancia con fermezza chi gli stava accanto. E qui naturalmente tutto diventa ancora più giallo. Domani l'autopsia, sequestrati PC e cellulare. No, la stampa no, anche se ce l'ho la tentazione, perché comunque c'è la Ghisleri che mi ricorda che il 42% degli italiani teme la guerra mondiale, e poi ci sono tutte le parole bandite. Wow, state attenti a come parlate, nel senso buono questa volta. No, vado sul quotidiano Libero. Allarme pernacchie. Per fortuna che c'è Libero, ragazzi miei. Non vivremmo senza i titoli di Libero. Cioè, se leggiamo soltanto quelli del giornale comunista, ci ammosciamo. Allarme pernacchie, scrive Libero in prima pagina. Il PD va in piazza col terrore dei fischi. Sabato
Elli e compagni sfilano alla manifestazione di Repubblica Pro UE, ma tra i Dem sulla guerra è tutti contro tutti, si litiga pure sulle bandiere. Il tonfo dei mercati, mentre gli USA trattano la pace in Arabia, sempre su Libero, ma in centropagina la sinistra che festeggia il carnevale bruciando il fantoccio di Giorgia. E il portavoce della Salis posta il video e sembra anche contento. Ma è interessante questa notizia, ce la scrive Giorgia Petani in centropagina e richiamo: botte agli stranieri nei filmati, a Milano si organizzano le ronde anti-Maranza. Attenzione, illegali, illegali. E ancora Simone Di Meo, altra presa in giro dopo i risarcimenti, asilo politico al migrante in galera per terrorismo. L'editoriale di Mario Secchi, la borsa e la vita, cosa c'è dietro le scelte di Trump. Paolo Gentiloni su Repubblica, cosa c'è che vi toccate tutti quanti? Ha scritto che Donald Trump ha ereditato da Joe Biden un'economia in buona forma, crescita record, tenuta dell'occupazione, inflazione ancora sostenuta, da qui il malessere sui prezzi, ma comunque in declino. Gentiloni è un politico intelligente, al passo felpato e la pazienza del capitano di lungo corso, ma sa che questa visione si scontra tragicamente su un muro di titanio, il risultato delle elezioni presidenziali. Gli elettori americani non sono vittime di un'allucinazione collettiva. Biden ha perso perché guardava i dati macroeconomici, ma non andava a fare la spesa al supermercato, era distante dalla realtà quotidiana. Quale? Lo spiega Jason Furman, docente ad Howard, ex economista dell'amministrazione Obama, in un articolo sul Foreign Affairs dedicato alla alla tragedia della Bidenomics. Eccone un passaggio chiave: l'inflazione e la disoccupazione, i dati di interesse e il debito pubblico erano tutti più alti nel 2024 rispetto al 19. Dal 19 al 23 il reddito familiare corretto dell'inflazione è diminuito e il tasso di povertà è aumentato. Gioco, partita, incontro. Il sistema economico americano è drogato dalla spesa pubblica che alla fine ha provocato le classiche conseguenze inattese. Biden non era Franklin e probabilmente Donald Trump non sarà Reagan, ma qui sta la spiegazione dei fatti di ieri e di oggi, quello che Gentiloni e i piazzisti del sabato di Repubblica non vogliono vedere. Cosa sta succedendo? Intervistato da Barti Romo su Fox News, Trump domenica scorsa non ha escluso che gli Stati Uniti possano andare in recessione. Ha detto la verità, capita anche questo, e lo ha fatto ben sapendo cosa avrebbe provocato. Perché? Trump sa che la politica dei dazi nel breve periodo rischia di produrre più inflazione, il cigno nero di Biden, e per questo fa avanti e indietro con le tariffe, creando confusione tra gli investitori, ma in questo momento per lui i dazi sono un'arma negoziale e il suo stop and go è soltanto all'inizio. Trump sa anche che i mercati comprano e vendono e a uno come lui non piace vedere Wall Street in profondo rosso, ma per la prima volta il presidente sembra disposto a sopportare, vedremo per quanto tempo, un calo dei listini azionari e un'economia in contrazione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vasto ciclone di origine atlantica, centrato tra Portogallo e Francia, spinge una serie di perturbazioni verso l'Italia centro-settentrionale. In mattinata piogge diffuse e localmente intense al settentrione, con neve sulle Alpi oltre i 1400 metri, cielo nuvoloso al centro-sud con qualche rovescio sparso alternato a schiarite. Venti forti specie in Puglia. Dal pomeriggio maltempo in intensificazione tra Liguria e Alta Toscana, poche variazioni altrove, temperature in lieve rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i marroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao amici ascoltatori di Radio Libertà, sono Angelica De Mondi e vi presento il mio nuovo singolo Drammi. Drammi nasce in un momento di profonda riflessione dopo una storia d'amore che purtroppo è finita male e parla un po' della forza di saper lasciare andare e anche di andare avanti senza aggrapparsi a dei ricordi solamente per sopravvivere. Non è sempre facile farlo, tanto che non è stato neanche facile scriverlo in realtà. Infatti è un brano a cui io tengo moltissimo e quindi continuate ad ascoltarlo. Potete anche trovarmi sui social come Angelica De Mondi. Un abbraccio grande a tutti, ciao!
Ma non è vero, non sono drammi e invece lo sono. L'amore, soprattutto quando c'hai 20 anni e anche meno, a volte diventano robe più pesanti e noi genitori che dobbiamo in qualche modo dire ma sì, non fare drammi, invece sono drammi. Oh, lo dice lei, Angelica De Mondi. È una nuova entrata, si chiama Drammi. Lei arriva da Roma, Bracciano per l'esattezza. La sua musica è parte da una necessità, un bisogno che sente dentro per poter esternare le proprie emozioni e noi per la prima volta l'abbiamo lanciata oggi. Buongiorno da Sammy Varin. Come va? Come va? Sì, oggi ho chiesto di farmi coraggio, perché veramente ci sono di quei titoli che ti buttano giù come quello dell'unità. No, non ve lo ripeto, però ripeto i vostri WhatsApp, sì, in questo caso. Ciao, ma l'unità non lo legge nessuno, è solo un foglio di cazzate. Non è vero, Enzo, prendo le distanze? Assolutamente no, e poi il suo direttore spesso lo ospitano in importanti trasmissioni, quindi per favore non ti preoccupare, scrive quest'altro, con quell'articolo assurdo hai fatto ridere tutti noi che ci stiamo svegliando e andando al lavoro. Un po' di buon umore fa bene al mattino presto, scrive Marco da Milano. L'articolo in prima pagina su Unità era quello del fatto che ogni immigrato che entra nel nostro paese non è un clandestino, cioè entra illegalmente, ma non è un clandestino, e ci hanno messo la sentenza e lì, te l'ho detto, ho rovinato la colazione a chi mi ha presto acceso. Chiudiamo a forza certi giornali inutili. Ma questi giudici non stanno rompendo i coglioni. Meloni si deve svegliare, non deve pagare neanche un euro. Sempre a proposito dell'altra sentenza, vero. Tutor, controlla che anche in corsia stai. Ah, sì, è vero, grazie, questo ascoltatore me lo segnala. I nuovi tutor controllano anche in che corsia stai, e quindi se stai in quella di mezzo, quando ce ne sono tante come qui nella zona di Milano, perché stai in quella di mezzo, devi stare sulla destra. Noi che siamo di centrodestra impariamo, stiamo tutti a destra. Se state a sinistra e non state superando, siete comunisti, ma soprattutto vi daranno la multa. Ciapala lì. Contestando duramente la follia bellicista che pervade l'eurodittatura della von der Leyen, ribadiamo con forza e ripetutamente al governo e al Parlamento i nostri no. No a un esercito europeo, no all'invio di soldati italiani all'Ucraina, no all'aumento delle spese militari. Così ci scrive Cesare, e non possiamo che essere d'accordo. E c'è un certo Matteo Salvini, uno dei pochi, che sta dicendo la verità. Aspetta, no, non offendiamo. Aspetta, cos'è che dice? È divertente sentire che i popoli europei devono difendersi, ma perché se i popoli votano al contrario nessuno li ascolta? E poi ancora, non offendiamo i chierichetti. Chissà di cosa parlavi. Se lo dice il PD, userò tutte quelle parole che pretendono di proibire. Amato, di nome perverso, di fatto, e ce lo ricordiamo tutti quanti cosa ha fatto Amato quella notte. Ma qui mi fermo, signori, dai, per farvi un po' di coraggio, andiamo a cercare le ronde anti-Maranza sul Libero. Illegali. Giorgia Petani, aggressioni, rapine, molestie. Il tema della sicurezza resta una delle sfide più ardue e complesse da affrontare. Lo stato di insicurezza generalizzato, il senso di impunità percepito dai cittadini stanno portando a terribili conseguenze sociali, scrive quest'oggi il quotidiano Libero. In queste ore sui social circola un video girato a Milano in cui un giovane di origini nordafricane viene brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi i quali sostengono che il primo avesse appena rubato una collanina a chi non si sa. I picchiatori si fanno chiamare Articolo 52, definendosi una squadra anti-Maranza, così vengono chiamati i delinquenti di origine straniera, che ha deciso di farsi giustizia da sola, compiendo veri e propri raid punitivi.
Il giovane nordafricano viene dunque ripetutamente colpito con calci e pugni anche dopo che è finito a terra. I rondisti, consapevoli di agire illegalmente, nascondono la propria identità per non essere riconosciuti, indossano abiti scuri e cappucci, una scena impressionante. Questa banda di sedicenti giustizieri, in realtà sono dei picchiatori fuori legge, ha diffuso anche una sorta di rozzo manifesto programmatico. Nel loro blog scrivono: finché lo Stato, in primis la magistratura corrotta e nemica del popolo, continuerà a ignorare volutamente questa situazione, le ronde continueranno e si moltiplicheranno in tutte le zone degradate. Gli adepti del nostro movimento anticrimine aumentano quotidianamente di numero e si genererà qualcosa che non potrete fermare. Così scrivono, definendo gli autori di furti e rapine delle bestie che se ne fregano della vostra debole e inutile giustizia. E qua mi fermo. Ci sono anche le foto, Maranza viene catturato, i fotogrammi del video che sta facendo il giro del web con la violenta aggressione avvenuta in zona Naviglia a Milano ai danni di un ragazzo nordafricano da parte di un gruppo che si fa chiamare Articolo 52. Il filmato è stato pubblicato su diverse pagine social. Lo scopo dei rondisti sarebbe, a loro dire, quello di andare a caccia di Maranza. E io sono d'accordo, si va a caccia di chi ruba le collanine, ma poi si chiama la polizia e non ci si fa giustizia da sé. È l'inizio della fine, certamente, e non bisogna assolutamente cedere a questa voglia. E lo so, prudono le mani, e lo so, posso capire, soprattutto vedendo che queste sono persone che abbiamo aiutato, i cui genitori li stiamo mantenendo con ogni mezzo, spostando il welfare del vostro comune a favore di questa gente, e i figli del barcone poi così portano avanti la loro vita quotidiana fottendosene, prendendosi gioco di tutti noi. 8:44, lo so, vi ho rinvigorito, la lotta ai Maranza vi eccita, non è vero, assolutamente, state calmi e tranquilli, ciò che è illegale non fa per noi, le leggi noi le rispettiamo. Sto pensando dove andare. Sì, lo so, me lo state votando alla grande e allora ci vado. Scusa, una volta tanto che mi richiedete la stampa, e quando mi ricapita? Difesa, 200 miliardi dai privati, proprio quello che vi ho letto prima di Giorgetti. Il piano di Giorgetti che coinvolge le imprese. Zelensky a Jeddah, prove di tregua con Rubio, Mosca che dice trattiamo, stretta migranti, hub e respingimenti comuni, dazi e recessione USA fondano le borse, crolla la Tesla. Praticamente in 3 righe tutto ciò che è successo nella giornata di ieri. Il piano Rearm Europe di Ursula von der Leyen sta provocando agitazione al Ministero del Tesoro, dove crescono i timori per la tenuta dei conti pubblici. Anche per questo il ministro Giorgetti propone di mobilitare 200 miliardi di investimenti privati nel settore della difesa attraverso un sistema di garanzie UE. In centropagina c'è Alberto Tomba che racconta la sua collezione di bottiglie pregiate tra Barolo e Sassicaia, il mio slalom di vino. Oh, beato lui, ma io giro pagina, no, bisogna bere poco, beviamo poco, poi ti danno la multa. Se guidi, Alessandra Ghisleri, a pagina 5 della Stampa, il 42% degli italiani teme la guerra mondiale, oltre la metà boccia la diplomazia dell'Unione. Le ambiguità dei partiti politici contribuiscono ad alimentare il senso di insicurezza. L'instabilità internazionale fa paura all'85% dei più giovani. Solo il 9% è per le nostre truppe a Kiev. Paginone con gli ultimi dati riguardanti la guerra. Che mi piace di più, e almeno ci si può scherzare se volete, a pagina 8 l'analisi dei nuovi equilibri American Brutal. Ecco la dottrina Trump-Musk: attaccare sempre, scusarsi mai. Migranti, leader e disabili, la crudeltà
è il nuovo stile del paese, scrive Simona Siri oggi, dove? Ma sulla Stampa. Una comunicazione in perenne modalità comizio, l'unica da cui Donald trae godimento. E poi ci sono gli insulti di Elon e di Donald, lo scontro con l'astronauta, Musk contro Mogensen, sei completamente ritardato, SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa, il ritorno è stato posticipato per motivi politici, idiota. Trump e Taylor Swift ai fischi al Super Bowl, l'unica che ha avuto una serata più dura dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift, fischiata fuori dallo stadio, il MAGA è molto spietato. E ancora Elon Musk è l'ex dipendente affetto da distrofia muscolare. In realtà questo tipo non lavorava davvero, come scusa diceva di avere una disabilità che non gli permetteva di scrivere. Non ho molto rispetto per lui. E poi l'appello di Treccani, via la parola minorato dalla Costituzione, a proposito di linguaggio discriminatorio. Ma il bello, sempre sul quotidiano La Stampa imperdibile oggi, è la pagina 9, dove ci sono le parole bandite. La neolingua MAGA cancella la realtà woke dai documenti, vietato parlare di diversità, anche le donne nella lista nera. Pensavamo che il divieto di usare il nome Enola Gay fosse una battuta, non lo era. Cioè, praticamente, questi dicono che persino Enola Gay, bomba atomica, eccetera, è stato vietato tra i termini. Qua mi fermo, vado a ridere di là in bagno un attimino, ma rimango sulla pagina delle parole bandite e ve ne leggerò qualcuna subito dopo il Qui Parlamento. Restate lì. Qui Parlamento. Ringrazio il ministro Foti, il ministro Calderone per l'esposizione, perché ci hanno raccontato 2 anni e mezzo di governo, tutte le misure che sono state messe in campo, il fatto che comunque siamo in linea con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, hanno elencato tutte le misure che hanno portato ad oggi a una certificazione di dati positivi. Io, prima di entrare nel merito del mio intervento, per il suo tramite, Presidente, vorrei far presente che il tema dell'occupazione femminile, il tema della vulnerabilità dell'universo femminile, non è un tema che è nato nel settembre del 2022, è un tema che ci trasciniamo avanti da 50 anni. E mi chiedo se negli ultimi 20 anni il Partito Democratico ha governato circa 12 anni, come mai sembra che tutti questi problemi siano iniziati da fine 2022? Allora, noi partiamo dai dati, perché se i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione fossero stati diversi, quindi un calo dell'occupazione, un aumento della disoccupazione, sono convinta che tutti gli interventi dell'opposizione si sarebbero incentrati sulle percentuali. Occupazione bassa, disoccupazione alta. Bisogna partire dai dati, ma partendo dai dati non ci possiamo fermare alle percentuali, ma per fare un'analisi vera sul tema dell'occupazione femminile dobbiamo analizzare anche i numeri che certifica l'Istat, che non li certifica il Ministero del Lavoro, che non lo certificano i parlamentari del centrodestra. L'Istat certifica che lavorano 14 milioni di uomini contro 10,2 milioni di donne, che l'occupazione femminile è più bassa rispetto a quella maschile, nonostante già dal 2023 ci sia stato un miglioramento nell'occupazione femminile, con un tasso del 53,5% contro il 72% degli uomini. In poche parole, per ogni donna che lavora corrisponde un uomo e mezzo. Tuttavia la differenza di genere si riduce sul fronte dei disoccupati. Analizziamo la disoccupazione. A fronte di 822.000 uomini ci sono 798.000 donne e quindi con un tasso di disoccupazione complessivo sceso al 6,3%, ma a fronte di
1,6 milioni di disoccupati, ci sono 500.000 posti vacanti. Aziende cercano persone con specifiche competenze che non trovano. Quindi il tema è il mismatch domanda e offerta di lavoro. Un mismatch che si attesta intorno al 2% contro una media dell'Unione Europea del 2,3%, della Germania del 3,2%, della Repubblica Ceca che si attesta intorno al 5% e della Spagna 0,7%. Quindi se solo riuscissimo a colmare questa distanza da domanda e offerta, avremmo una disoccupazione fisiologica. E i faciloni diranno che basta lavorare sul mismatch di competenze, che è un problema che c'è, ci sarà sempre, per riuscire a raggiungere l'obiettivo, ma la verità è che bisogna considerare anche il tema geografico. Se un'azienda cerca lavoratori in Liguria e la persona vive in Abruzzo, il matching diventa complicato, a meno che non si considerino le persone, i lavoratori, come dei pacchi. Quindi se il divario di genere non è significativo tra i disoccupati, dove è significativo? Tra gli inattivi. L'Istat, e lo spiego ai colleghi che ancora parlano di dimissioni in bianco, parlano di misure che non esistono più, mi aspetterò anche dal Movimento 5 Stelle parlare ancora di lavoro interinale, probabilmente come hanno fatto in tutti i provvedimenti collegati al lavoro. L'Istat considera tra gli inattivi le persone benestanti, gli inattivi, gli svantaggiati, gli studenti, che sono pari a 5 milioni circa, e le casalinghe. Le stime attestano intorno ai 4 milioni e mezzo. Ecco, la differenza vera la fanno le casalinghe, che tutto si può dire tranne che una casalinga sia inattiva. E quindi restano gli scoraggiati. Chi sono gli scoraggiati? Quelli vittime delle storie raccontate da chi ci ha governato per 12 anni. È raccontato che in Italia lavorare è impossibile, trovare un lavoro dignitoso è impossibile. Ha messo in un angolo, umiliato anche i nostri ragazzi. Vi ricordate tutti quando ai nostri figli e alle nostre figlie è stato dato dei bamboccioni, quando il ministro Fornero dette dei ciusi ai nostri ragazzi perché erano troppo schizzinosi nella ricerca del lavoro. Ecco, noi questo non l'abbiamo detto. Noi ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati ad analizzare i numeri, non solo le percentuali, siamo andati ad analizzare le varie zone geografiche del nostro paese, tutti i settori che incidono di più sull'universo femminile, ma non abbiamo scaricato la colpa della disoccupazione sui nostri ragazzi. E alla narrazione degli scoraggiati, ai bamboccioni, ai ciusi, detta dalla sinistra, abbiamo contrapposto il coraggio di cambiare le cose, e le persone hanno risposto rimettendosi in gioco. Perché per anni, e ancora viene difeso, qualcuno ha preferito lasciare a casa le persone pagandole piuttosto che rimetterle nella società. E quando si parla di lavoro lo diciamo tutti, ma poi di fatto non è così poi in pratica. Il lavoro dignità, una società inclusiva, una società che dà lavoro, che rimette in gioco le persone, che va a intercettare quella fascia di ragazzi che qualcuno, ribadisco, ha chiamato bamboccioni, che sono quei NEET, quei ragazzi che si sono allontanati, forse perché la politica li ha voluti allontanare per avere sempre un argomento di cui parlare, per trovare misure per arrivare, ma che non è mai arrivata. Noi abbiamo analizzato, abbiamo preso anche questi ragazzi che hanno bisogno di essere coinvolti, hanno bisogno di essere rimessi in gioco, creando entusiasmo, creando curiosità, perché sono diventati vittima dell'apatia. E l'abbiamo fatto non solo pensando alle misure sul lavoro, mettendo degli incentivi per le donne lavoratrici, per le mamme, andando incontro cercando di migliorare conciliare vita e lavoro, mettendo in campo tutti quegli strumenti proprio per incentivare l'occupazione a tempo indeterminato, ma abbiamo lavorato su un binario parallelo, un binario del medio-lungo termine. L'abbiamo fatto, e non è presente oggi, ma probabilmente rispetto a tutte le misure che sono state messe in campo dal governo
sarebbe stato un piacere interloquire anche col ministro Valditara, che sta portando avanti una grande riforma. Anche lì la sinistra ha fatto la riforma della buona scuola, che non è arrivata. Non è arrivata perché è rimasto negli anni un grande scollamento tra mondo dell'istruzione, esigenze delle aziende, e quello scollamento di cui la sinistra non si è mai interessata è stata artefice anche di una grande disoccupazione femminile, nata anche da una dispersione scolastica, perché la politica non ha mai pensato di prendere per mano i nostri ragazzi, ha sempre pensato che un open day bastava per tracciare il futuro, la strada dei nostri ragazzi, ma questo non è stato così. Quindi io metto in evidenza anche tutto quello che si sta facendo, e tutti i ministeri sono coinvolti, anche il Ministero del Lavoro, perché c'è una stretta sinergia tra istruzione e lavoro. Il ministro Valditara sta portando avanti una grande riforma, ha inserito nei percorsi formativi nuovi percorsi che seguono il passo del mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro va veloce, va molto veloce, cambia, è in continua evoluzione, e la scuola deve rimanere al passo. Questo perché? Perché ragazzi, dobbiamo ridurre la dispersione scolastica, dobbiamo accompagnare i ragazzi, l'abbiamo fatto inserendo anche dei ruoli diversi tra i docenti orientatori, i tutor, che accompagnano per tutto un percorso i nostri ragazzi, mettendo in evidenza le loro desiderata, mettendo in evidenza le loro capacità e uscendo dal semplice percorso di studi per raggiungere il lavoro dei sogni. Ecco, noi dobbiamo trovare un equilibrio, ed è quello che stiamo cercando di fare, il governo sta cercando di fare, trovare una quadra tra il lavoro che piace e il lavoro che serve e il lavoro che c'è. Ecco, questo è l'obiettivo, lo stiamo facendo con i percorsi scolastici, abbiamo visto come gli istituti tecnici superiori sono una risposta concreta, perché c'è una sinergia piena tra istruzione e lavoro. Prima qualcuno che mi ha preceduto ha parlato delle discipline STEM, c'è stata anche una revisione dei percorsi STEM, sono state stanziate anche risorse proprio per ridurre il divario di genere, perché è un divario di genere che colpisce le donne, perché con le vecchie narrazioni la donna non è portata, quindi la donna ha sempre messo da parte l'idea di percorrere una disciplina STEM. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna, perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705
Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Che filo che gli abbiamo fatto al nuovo album di Enrico Ruggeri, lo stiamo trasmettendo tutto, ogni settimana un pezzo diverso. Questa è forse una delle canzoni d'amore più belle degli ultimi tempi, si chiama La caverna di Platone ed è anche la title track dell'ultimo album di Enrico Ruggeri. L'amore è un'illusione bellissima, forse l'unica che vale la pena di provare, pensando alle 1000 verità che ci raccontano. Restiamo nella caverna di Platone, che si sta bene. Buongiorno, benvenuti su Radio Libertà, che è un po' una cavernina di Platone. Qui cerchiamo di stare bene, ma soprattutto di raccontarla giusta, almeno ci proviamo, andando sul quotidiano La Stampa. Sammy Varin vi porta ogni giorno in rassegna stampa, non stiamo solo sulla stampa, però oggi è parecchio divertente rimanerci ancora qualche minuto, perché a pagina
pagina 9 ci sono le parole bandite dalla Casa Bianca, scrive Caterina Soffici. Si comincia dalle parole, come ammoniva Orwell nel 1984, romanzo distopico per eccellenza. Nella realtà però magari non c'è neppure bisogno di un Ministero della Verità per creare una neolingua. Certe volte, come nel caso dell'amministrazione Trump, basta semplicemente chiedere la rimozione di certe parole, limitare o evitarne l'uso. Mi pare che sti ben pensanti di sinistra adesso se la prendono perché eviteremo di dire certe parole, ma loro finora che cosa hanno fatto? Bah! Trump, sì, ok, lo stanno già facendo. La denuncia viene dal New York Times, che ha messo in piedi un pool di giornalisti, signori, pagati per fare sta cosa. Sì, giuro, praticamente lavorano su quello che potremmo definire, sempre usando la fantasia orwelliana, il nuovo vocabolario MAGA. Una lista stilata con l'intento di epurare tutto quello che puzza di woke e mandata sotto forma di raccomandazioni ai vari dipartimenti pubblici. Si comincia così, vietando le parole. Caterina Soffici, mi ricorda Umberto Soffici, che è un cantante italiano. Che belle canzoni che ci ha cantato, e anche lei ci canta una bella canzone: epurare, proibire, censurare. I primi risultati sono agghiaccianti e parlano da soli. È vietato ogni riferimento all'inclusione e alla diversità, e quindi è proibito usare parole come accessibile, attivismo, omnicomprensivo, barriera, pregiudizio, di parte, prevenuto nei confronti di, disabilità. Non si può usare discriminato, discriminazione, discriminatorio, disparità, diverso, equità, inclusione. Ma ragazzi, c'è un intero paginone con scritto le parole che è meglio non dire per non far dispiacere a Trump. Santa polenta, e naturalmente in cima c'è Enola Gay. Pensavamo fosse una battuta, scrivono i ben pensanti della Stampa, e invece c'è dentro anche quella parola. Se volete commentare, fatelo. 3406709659, ma tra poco sentiremo anche le vostre voci, cari ascoltatori vicini e lontani. Prima però il titolo del giornale: rivoluzione sui migranti, l'Europa sta con l'Italia. E mi precipito a pagina 2 con scritto: linea dura della UE sui migranti, rimpatri e divieto di ingresso. Ma vediamo quali sono i 3 punti principali. Sono troppi. 27 sistemi diversi per i rimpatri. Il regolamento è direttamente e obbligatoriamente applicabile dai singoli Stati membri e fornisce un quadro omogeneo di comportamento ai singoli paesi. L'attuale mosaico di 27 diversi sistemi di rimpatrio, ciascuno con il proprio approccio e procedure, compromette l'efficacia dei rimpatri a livello europeo. Punto 2. Rientri difficili. Oggi solo il 20% lascia l'Unione Europea. La Commissione Europea ammette che attualmente solo il 20% circa dei cittadini di paesi terzi a cui viene ordinato di lasciare l'Unione lo fa effettivamente. Le persone a cui viene intimato di lasciare l'Unione spesso sfuggono alle autorità e si trasferiscono in altri Stati membri. Wow, complimenti. Punto 3. Proposta: rispetta tutti i diritti fondamentali. Questa proposta, si legge, rispetta i diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Signori, non vedo l'ora di leggerla. E voi? 3406709659. Questa era la bozza, ma nelle prossime ore sapremo la verità. Intanto a pagina 3 del giornale il centrodestra esulta. Il governo Meloni ha indicato la strada, una vittoria per l'Italia. La soddisfazione di Piantedosi. Finalmente l'Unione Europea parla una sola lingua sulla difesa dei confini. Così si scrive
a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, che ha spazio anche per intervistare a pagina 11 Ignazio La Russa, presidente del Senato. Ramelli, delitto infame, Milano era come Belfast. Il presidente del Senato difese la famiglia del militante ucciso nel 75. Era un ragazzo. Oara Borselli oggi intervista Ignazio La Russa, oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche di Formigoni. Torna Formigoni dicendo la politica è una droga. L'ex governatore lombardo alla Camera con Forza Italia come relatore sui visionari. Lavoro come consulente, tengo rapporti in Italia e all'estero, mi aggiorno e non escludo una candidatura nel futuro. È un po' che lo dice, mai dire mai. E ancora pagina 16, attention my friend, al via i nuovi tutor, telecamere e radar, il grande fratello a caccia di chi corre. Ora sono 1800 i chilometri di rete autostradale coperti dal sistema di rilevamento sempre più tecnologico e intransigente. Ecco come funziona. Multe più salate. A differenza dell'autovelux che registra l'andatura in un punto, questo si basa sui tempi medi rilevati da sensori distribuiti sul percorso. Tu dici non è una novità, è che questo è più tecnologico e ti becca pure se stai nella corsia centrale a fare un casso, mentre invece devi stare su quella di destra, quindi vedremo tutti in coda sulla corsia di destra e nessuno in quella centrale, e in quella di sinistra vanno solo quelli di sinistra, naturalmente. Attenzione anche quando piove, bada ben, perché il limite, lo sapete, scende a 110, e non imbrogliate perché c'hanno anche il sensore meteo, e quindi se si bagna il sensore vuol dire che piove, e allora dovete andare a 110. Mi viene da piangere. Il tempo, sto per aprire le linee, anzi le apro, 02 9294 7222, chiamatemi che intanto vi leggo il tempo. Compagni, quanto ve brucia. La svolta UE sui clandestini. Mentre i giudici rimborsano gli immigrati, Ursula apre al modello Albania e a regole più rigide per i rimpatri. State toccando ferro, lo so, toccate tutto quello che volete. Ma in Italia foto bruciate, manichini a testa in giù e accuse di fascismo, e Meloni continua a volare nei sondaggi. Parla Alessandro Ciriani, regole chiare e uniforme, così l'Europa può gestire i migranti. Il piano di Crosetto, cercasi nuovi soldati, ecco come l'Italia investirà in difesa. V soldà, V fare soldà, V sparà, mamma mia, ci mancava questa, veramente. Il tempo di Osho, operazione Mortadelli, Prodi e l'anatema anti-Schlein. E la Schlein che dice a Prodi: Mo dice che con il riarmo europeo si combatterà un giorno in meno e si sconfiggeranno nemici come se si combattesse un giorno in più. E Prodi le risponde: come hai fatto a indovinare? Certo, perché Prodi si è espresso, bisogna armarsi. Musk, lunedì nero, Tesla crolla in borsa, attacco cyber a X, i dubbi su Starlink. Tommaso Cerno, il suo editoriale si intitola 18, 19, tombola. Se fate i bravi magari dopo lo leggiamo. Intanto però ho aperto le linee, voglio parlare con voi 029294 7222 per commentare le notizie del giorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, buongiorno Sammy. Allora, senti, siccome hai preso la prima pagina del Tempo, caro, si riferisce a un fatto successo a alcuni chilometri da dove sto io, da Rieti, a Pozzo Miestito, che è una piccola oasi rossa in un mare di centrodestra, Rieti di centrodestra, la provincia tutta di centrodestra, e quindi c'è questa piccola oasi rossa, forse per un complesso di inferiorità, non lo so. Ogni anno, l'hanno fatto anche l'altro anno, bruciano, diciamo, il fantoccio della Meloni con frasi tipo il fascio di luce, e tutte queste belle trovate qui, no? Insulti e cosa. Ora, siccome non mi risulta che siamo ancora in una repubblica presidenziale, ma di fatto c'è, va bene, allora che cosa succede? Si può bruciare, insultare diciamo il fantoccio della Meloni,
Però se lo fai del Presidente della Repubblica ti arrestano perché è oltraggio al Presidente della Repubblica. Cioè il Presidente della Repubblica ha un'aureola di santità che non viene data dal Presidente del Consiglio, che è quello che effettivamente poi governa questo Paese. È questo che mi scandalizza. Lasciamo stare il cattivo gusto che hanno dato fuoco al Fantoccio, quella è tipica dei comunisti, sono cretini e vabbè, il cretinismo io lo perdono. Grazie caro, ho capito allora, com'è sta roba che il Presidente della Repubblica non si può bruciare e la Meloni sì? Ciao grande Sammy, mi scrive il borgomastro Angelo da Biassono, vorrei dare un bentornato a Claudio di Sicurbet, ho il suo antifurto da più di 10 anni, quando faceva pubblicità su Radio Padania Libera, funziona benissimo, forza Lega. Grazie Angelo per averci ricordato e aver ricordato a tutti voi che abbiamo uno sponsor in più nella nostra rassegna stampa, ma anche all'interno delle principali trasmissioni di Radio Libertà. Stiamo parlando della Sicurbet che fa sistemi d'allarme. Se non ce l'avete o se quello che avete è troppo vetusto, è il caso di rendere la vita un po' più difficile a questi ladruncoli. Sì, lo so che poi si arrabbieranno e chiederanno soldi perché non sono riusciti ad entrare, sicuramente, però rompiamo un attimino le balle a questi che vogliono entrare a casa nostra oppure no. Prossimo passaggio della Sicurbet alle ore 10. Orecchio all'apparecchio. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. L'antifurto della Sicurbet ce l'ho anch'io. Urca. Da molto tempo, penso da una dozzina d'anni. Allora, riguardo inizialmente alla censura dei vocaboli voluti da Trump, e noi cosa abbiamo fatto con il politicamente corretto? Cosa ha fatto la nostra sinistra? Che i clandestini li ha trasformati in migranti, tanto per dirne uno. Quindi noi ce l'abbiamo già da, penso, una quindicina d'anni, la censura a certi vocaboli, a certi termini e anche a certi argomenti, che bisogna sempre dire in un certo modo, altrimenti si va a infrangere, non si rispettano gli altri. Ultima cosa riguardo appunto alle ronde dei ragazzotti, anch'io come te penso che non bisogna andare in giro a menare la gente. Il problema è che la sinistra ci ha imposto di avere rispetto per le altre genti e questo ci sta. Il problema è che una cosa non è le altre genti, non dico tutte, però una parte importante di queste genti non ha rispetto per noi. E quando abbiamo anche degli europarlamentari che inneggiano all'occupazione delle case degli altri e che addirittura vanno a fare le passeur, come ha fatto vedere ieri sera Rete 4, la famosa europarlamentare di sinistra, del LVS, che è andata a prendere a martellate in Ungheria qualcuno soltanto perché non la pensava come lei, che va a fare la passore, va a indicare la strada ai clandestini che vogliono andare in Francia. Come la mettiamo? Quindi è tutto un richiamo. Da noi vogliono rispetto, ma molti di loro non hanno rispetto per noi. E allora alla fine ci credo che qualcuno possa perdere la testa e andare a menare la gente. Ciao Sammy, grazie. Grazie, non cediamo alle tentazioni, poi la Salis non è vero che ha martellato nessuno, ma che scherzava il ragazzo all'ascolto. Vusparà scrive oggi Il Tempo a pagina 6, cercasi nuovi soldati, così l'Italia investirà in difesa. Sì, Crosetto lancia l'appello, ma ha fatto pure un libro, ullala, volete sparare? Cerchiamo nuovi soldati. Prove di pace in Arabia. La proposta di Kiev, parziale cessate il fuoco. Oggi l'incontro esplorativo tra Zelensky e Marco Rubio, il segretario USA. Vediamo quanto sono vicini a Mosca. E infine Georgescu pronto a fare ricorso, scontri a Bucarest e agenti feriti. Di questo e d'altro parleremo alle 9:40 quando arriva su queste frequenze il senatore Claudio Borghi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. È il mio turno, posso parlare? Ciao, buongiorno. Buongiorno Sammy, sono Gino. Cerco di essere breve e sintetico. D'accordo quasi su tutto, su quello che la Lega propone, soprattutto sugli immigrati. Non parliamo poi della magistratura. Quest'ultimo
quest'ultimo esempio di rimborso è uno scandalo grandissimo. Nessuno più crede alla magistratura, ai magistrati. Io non ci credo più, non ci credo, non è possibile. Però ecco, su tutte queste cose c'è un punto su cui non sono d'accordo, ma qui siamo in un paese democratico e libero. Io non sono d'accordo su Trump. Voi siete tutti favorevoli con Trump, io invece no. Io sono contro tutte le dittature fasciste e comuniste. Voi mi risponderete che qui in Europa anche qui c'è un sistema che no, in Europa puoi votare liberamente e se hai la maggioranza puoi cambiare le cose. È inutile accusare l'Europa, farà tanti sbagli, tutto quello che vogliamo, però c'è la democrazia, c'è. Invece in Russia c'è un dittatore che da tanti anni comanda e nessuno dice nulla, tutto a favore di lui. Ecco, Grazie caro, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo. Certo, forse c'era bisogno di una scossa perché eravamo in un pantano e nessuno cercava di uscirne. Grande Angelo da Biassono, saluti da un compaesano, mi scrive qualcuno. Ogni tanto aiutiamo Povia con la sua musica, vero, appena esce un nuovo singolo io lo trasmetto sempre Povia. Autostrade Tutor, autostrade tolte a Benetton e visto lo Stato come ha ridotto il biglietto pedaggio, ma soldi all'Ucraina di Zelensky e io pago? Mamma mia. 0292947222, non è che sono quelli della Trecani minorati, scherza Marco. Pronto? Buongiorno, Semi dal Veneto. Ciao. Io preferisco l'enciclopedia Tre Gatti. Miau. Esatto. Senti, a proposito, un saluto al vostro affezionato commentatore Gino. Pensi un po' a quello che sta accadendo in Romania, dove hanno vietato la partecipazione di un candidato alle elezioni. Questa è dittatura, quella dell'Europa, questa è dittatura numero 1. Non è questo comunque il motivo del mio intervento, è un altro. A proposito delle ronde di cui parlavi stamattina, ci siamo stati fatti fregare già da 15-20 anni, perché quando l'iniziativa era nostra di creare i gruppi di persone che avrebbero sorvegliato il proprio territorio, cosa hanno fatto i pidioti, i comunisti spietati? Hanno riempito le città di quei cartelli gialli dove c'è il genitore col bambino, controllo di vicinanza, e hanno illuso la gente che quel quartiere, quella città fosse sicura. E oggi sono là i cartelli che arrugginiscono, colano, sai, le gocce di ruggine da quei cartelli e ci sono i maranza, ci sono gli spacciatori di droga, quelli che causano violenza che continuano a imperare. E allora avanti con il controllo vero della gente sul proprio territorio. E io ho la Sicurboom. Grazie caro, no, meglio la Sigurbet, assolutamente, siamo più pacifisti. È chiaro che la situazione è peggiorata, e queste ronde violente sono assolutamente illegali, come andare in giro col coltello e tirarlo fuori se uno ti spintona. L'errore è stato fatto ai tempi, proprio così, quando le ronde c'erano, ed erano ronde leghiste, le ricordate? Assolutamente disarmate, avevano in mano un telefonino o una radiolina, ragazzi, ci hanno fatto un culo quadro, abbiamo dovuto smettere di farle e questo è il risultato. 0292947222. Pronto? Pronto? Quella. Sono Marco da Settimo. Ciao Marco. Torinese. Allora, buongiorno a tutti. Io oggi ce l'ho con i giudici perché quest'ultima sentenza dei rimborsi è assurda. Dopo 2 volte che avevano perso il primo grado e poi perso anche il ricorso, questi qui sono riusciti ad ottenere un rimborso di presunti danni stimati. Presunti! Perché questo è quello che hanno detto durante la sentenza. È uno scandalo. Questi vanno licenziati in tronco.
senza pensione, senza niente. Grazie caro, invece licenzieranno noi. Carmen, sono d'accordo con te Sammy, Trump sta dando una bella scossa al pensiero unico, in quanto a democrazia mi sa che è solo un'idea. E Carmen ci spara anche la preghiera per il Ramadan guidata dagli ospiti musulmani, dove al castello dei missionari comboniani di Venegono Superiore, dietro casa mia, in provincia di Vaese. Ramadan, facciamo un Ramadan. Oh, buon Ramadan a tutti quanti. Pronto? Sì, Mimmo. Ciao Mimmo. Siamo in piena anestesia mediatica. I figli di Rete 4 colpiscono ancora. I figli di Rete 4. Non se ne può più. Perché? Perché non è il razzismo legato all'immigrato, è il razzismo legato all'Italia. Si sa, adesso esagerando, dopo Berlusconi ancora peggio, macerie. Cioè questi qua che sono macerie, il Belpietro, è tutta maceria, gente che dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, l'unico paese al mondo dove una televisione inneggia all'odio, si chiama Rete 4. Continuate così, va benissimo, figuratevi. Ce la pigliamo con la consulta, ce la pigliamo con tutta la magistratura, con chi ce la vogliamo pigliare? Il governo sta lì per fare le leggi e se si occupano le case, le leggi andavano fatte e si fanno, ma non si può stare al governo e all'opposizione contemporaneamente. Quello deve fare, no, devi fare tu. E se non fai le leggi, e se non dici di chi da questo momento in poi chi occupa le case, a 6 anni, 10 anni, cose. Allora quella non se ne occupa più. Grazie caro, è peccato che poi ci sono i giudici che le smontano le leggi, le interpretano. C'è l'ultima chiamata mentre la von der Leyen sta parlando alla plenaria del PE, Parlamento Europeo. Brrr, che paura. Pronto? Pronto? Ciao. Sì. Ciao Pier della Romagna. Allora, 2 cose. Uno, vabbè, questo intervento qui, che se il governo di fare le leggi è una farlocca, perché nessun governo ha mai fatto una legge che riesca ad applicare in pieno, oppure ci sono tantissime leggi che vengono applicate e i cittadini non lo sanno, quindi questa è un'emerita stronzata, chiedo scusa per la parola, ma è così. Il discorso è invece questo, perché per togliere le onde che ovviamente non sono corrette, eccetera, eccetera, noi non inseriamo invece l'ipotesi della SWAT. Ce li guardiamo pure i telefilm. SWAT, cioè gruppi d'azione della polizia legalizzate che intervengono in situazioni di allarme, in 2-3 minuti sistemano la baracca e buonanotte suonatori. Ne piazziamo una in ogni grande città per partire e poi andiamo avanti, in mano ai sindaci. Vedrete che la rumba termina. Ciao. Grazie caro, sto per andarmene, ma c'è una maxi rissa davanti al Colosseo, in 30 fuori dalla metropolitana, ragazzo di 17 anni accoltellato, ultima ora appena battuta dalle agenzie. Me ne vado, l'editoriale del nostro direttore Sallusti, ma tra 10 minuti sarò di nuovo qua, certo, con Claudio Borghi Aquilini. Avete ascoltato